Allora, il racconto che vi racconto questa sera parla di vento. Un vento che quando scruscia, quando fa rumore, mi fa spaventare. Quando già si ingiallossa, entra nelle ossa, mi fa tremare, ma quando sotto il cuore. E fu così che una ragazza di 15 anni, sentendo il vento arrivare, si spaventò e cominciò a correre. E correndo, cadde e si fece male. Un giovane carabiniere biondo, con gli occhi azzurri, scese da cavallo e si avvicinò alla ragazza e gli disse: signorina, la posso aiutare? Ida, sentendo che la voce di uomo, s'arrabbiò con una gatta selvaggia e fece per scappare, e i suoi occhi tagliarono guardando quello del carabiniere, e fu vento che non si volle fermare. Ma ora, scusate della mia mala creanza e lasciate che mi presenti. Mi chiamo Mangiafico Filippo e sono nato a Monterosso Ibleo. A quei tempi, avevo 20 anni, io ero un uomo abbastanza famoso nel mio paese, per due motivi. Il primo, non lo dico a voi maschietti che certamente non apprezzerete, ma le femminucce l'hanno capito, metto anche di profilo. Avete visto? Grazie al mio fascino latino sicuro, io le femmine le facevo tribolare. Sì, avete capito bene, le facevo tribolare. Non c'era donna che non era attratta dal mio fascino. E il secondo motivo, per il lavoro che io facevo. Io ero il barbiere del paese. E la mia bottega era nel centro del paese, nella piazza principale. E come tutte le sere, verso le 7, amavo sedermi fuori dalla mia bottega con i miei amici a guardare il passeggio. E tra 1000 occhi che stavano passeggiando, due occhi in modo particolare presero la mia attenzione, ma due occhi belli, dolci come il miele, due occhi splendenti. Una ragazzina che si avvicina verso me, una ragazzina, una femmina con due occhi che erano belli come la luna quando si specchia sul mare di notte. Taleque, guarda che è rosa. E chi era rosa?